Grazie dunque colleghi di Udine, prendiamo la linea dal Veneto presentando come sempre subito gli ospiti della serata. Alla mia destra c'è Alessio Geremia, esponente della Lega Nord, consigliere comunale a Teglio Veneto, mentre alla mia sinistra abbiamo Gianluca Falcomer, consigliere comunale a Cinto Caomaggiore. Con loro parleremo di politica ma anche insomma di un problema di natura tecnica sorto a Cinto Caomaggiore che sta creando molti problemi e disagi alla popolazione. Andiamo invece da Gianluca Falcomer per parlare insomma di questo problema delle tessere magnetiche a Cinto Caomaggiore. Cosa è successo? Effettivamente è uno dei servizi più utili e più amati dai nostri concittadini, quello appunto della distribuzione dell'acqua frizzante naturale, detersivi e latte crudo, dato da questa nuova installazione, prima gratuitamente per quanto concerneva l'acqua, adesso è arrivato a pagamento. Il problema sono le tessere. Inizialmente le tessere dovevano funzionare, si caricava come è normale in questo caso caricare di credito le tessere e poi prelevare l'acqua. Ebbene, le tessere una volta ricaricate non funzionavano. Tra l'altro questo è stato raccontato bene dal giornalista Stefano Zanet. Il problema si è riproposto quando per esempio adesso non è più possibile fermare l'erogazione dell'acqua, quindi se uno ha una bottiglia da 1,5 litri o si accontenta di riempirla per 1 litro oppure 2 litri, ma se la bottiglia rimane da 1,5 litri il problema persiste. Chi è la colpa a questo punto? Qual è la società che diciamo va in qualche maniera interpellata, dalla quale vi aspettate di avere delle risposte? Il fatto è che in Italia questo genere di servizi è ormai già da diversi anni funzionati in più località. Semplicemente il Basso Livenza, quello che appunto si occupa dell'acqua, dovrebbe prendere spunto da altre realtà dove funziona, semplicemente guardando dove funziona. E quindi chiederemo insomma di capire quali sono i problemi e di superarli quanto prima. Grazie quindi anche a Gianluca Falcomer, grazie a tutti voi per l'attenzione.